Ministro, diciamo qualcosa sull'economia mondiale. Ci sono dei dati dell'FMI che parlano di un'economia che dovrebbe riprendersi, anche se l'Europa rispetto ai paesi asiatici è molto più sfavorita, però il Ministro Tremonti parla per quest'anno di una crescita dell'1%, quindi rispetto del PIL rispetto a una crescita molto più lenta sarebbe già un bel dato, no? Beh, è un bel dato sì, anche perché usciamo da una crisi che è stata paurosa, peggio di quella del 29, perché ce lo possiamo dire fino in fondo. Abbiamo gli indicatori internazionali che comunque fanno intravedere speranza e luce nel futuro. Dobbiamo anche dire una cosa fondamentale, che già questo si intravede nelle borse, perché le borse hanno ripreso in maniera graduale e questo è importante, che non ci siano i picchi, la loro ripresa. Ripresa delle borse vuol dire ripresa dell'economia. Abbiamo un confronto internazionale difficile, perché se parliamo del sud-est asiatico, dell'estremo oriente, lì abbiamo costi di produzione che sono di gran lunga inferiori ai nostri costi di produzione, quindi sono dei grandi competitors nei nostri confronti. E dobbiamo anche pensare che una Cina che anche quest'anno con questa grave crisi è cresciuta del 6,5% come PIL, e questo è impressionante. Però è anche una Cina che giorno dopo giorno si confronterà con i costi di produzione, con i sindacati, con il fatto che comunque i lavoratori si vorranno anche riscattare, non vivranno più nei sgabuzzini malsani, ma vorranno l'appartamento, vorranno la famiglia da vicino, non più a 1500 km, e quindi accadrà quello che sta accadendo, è accaduto in Romania, che anche la Cina avrà questi problemi. Guardi, c'è un bel esempio in economia. Noi abbiamo visto da subito il Giappone è stato il primo a delocalizzare. Il Giappone delocalizzò in Corea. La Corea fu la prima realtà, la prima sede di delocalizzazione del Giappone, grande potenza economica, eccetera. Quando la Corea ebbe i costi di produzione in aumento, famosi marchi coreani sono Samsung, Sanyo, eccetera, che oggi sono di livello, mi perdoni se li cito. No, certo. La Corea cosa fece? Andrò a delocalizzare in Cina. Quindi questa catena è una catena che comunque cresce. Adesso i cinesi andranno a delocalizzare in India, perché ormai è scritta sta storia. Però alla fine tutti faranno il conto con il fatto che i cittadini non possono essere trattati come degli animali, brutto esempio ma dà l'idea, cioè la dignità umana dovrà essere rispettata, si dovranno adeguare alle norme di rispetto ambientale, di sicurezza del lavoro, e anche loro avranno i costi di produzione che lievitano.